Ma da campioni d'Italia, nella pizzeria più economica d'Italia, 2 persone, quanto spendono? Entriamo e scopriamolo subito. Allora signori, siamo da 081 a Marano, anche se 081 ha altre 2 sedi, una ad Aversa e un'altra, non mi ricordo, giusto? E la terza a Nola. Siamo venuti in quello di Marano, come state vedendo la struttura è molto molto carina. Noi siamo nella parte esterna che affaccia sulla strada praticamente, come state vedendo. Poi c'è la parte interna che, come state vedendo, è una bella saletta, anche molto molto accogliente. E oggi ci sono anche delle sciarpe molto molto particolari, come potete vedere. Ma cambiamo un attimo discorso, perché sennò può bruciare un attimo lo stomaco a qualcuno. 081, come vi ho detto nell'intro, è la pizzeria più economica d'Italia. Ma perché? Adesso ce lo facciamo subito spiegare. Perché siete la pizzeria più economica d'Italia? Perché permettiamo a tutti di venire a mangiare da noi con menù fisso all you can eat, 10 euro a pranzo, 14 euro a cena, bibite e dolci esclusi. In settimana abbiamo anche delle promozioni davvero convenienti per i nostri clienti. Martedì e mercoledì menù senza limiti a soli 16 euro a cena con bibite illimitate, oltre al menù all you can eat. Giovedì pranzo e cena, 10 euro a pranzo, 14 a cena con dolce incluso. Diciamo che da noi non ci sono penali, ma ci sono delle regole da rispettare: consumare la pietanza precedente per ordinare la successiva. Siamo contro gli sprechi. Ok, vabbè, oggi non ci sarà nessuno spreco e nessuna penale, pure per me perché ho fame. Vediamo quante pizze mangi. Bene, andiamo. Allora ragazzi, a questo punto andiamo a leggere il menù e vediamo cosa ci propone. Cosa fondamentale, che c'è anche i menù per i senza glutine e senza lattosio, come il signorino che ho di fronte a me. A parte le bibite, cosa c'è? Extra cucina, patatine, patatine würstel, patatine e salsiccia, patatine e porchetta. Poi voglia fritta, insalata, ricotta, salame, cotto, provola e pepe, tutto blocco, salsiccia, frarielli, provola, o cippa a furcillo, ricotta, provola, cicoli, pomodoro e pepe, shue, provola, pomodoro e pepe. Ovviamente queste sono le pizze fritte. Poi voglia pizzo, regina margherita, borgo marinara, al filetto, occagione, carrettiera, 4 stagioni, capricciosa, diavola, siciliana, mimosa, brustole e patatine, yam appariati. Poi come potete vedere ci sono tantissimi altri gusti con nomi molto particolari e che ovviamente riprendono la cultura napoletana, come per esempio Goppo Pommero, Rione Sanità, Secondigliano e successo 48, Via Chiaia, Dindo Bronx, Stamappina, Ricci Wap come Gelir, Gomorra, Mortefam, Torna a Sorrento, Spacca Napoli, sono tutte cose tipiche appunto di Napoli. Poi ancora Voglio Saltimbocca, anche qui vediamo Piazza Garibaldi, Pantoffola 45, Farniello, Fuorigruppo, Renzolone e infine Ciaurro, fattillo come vuoi tu. E per finire ci sono i dolci e i digestivi, quindi puoi digerire. Allora signori, la vedete contenta, raggiante, perché è arrivata la prima parte di questo nostro menù. Abbiamo delle frittatine, una montanara, un croquet, lì abbiamo una porzione di würstel e patatine, mentre da quest'altra parte abbiamo una palla di riso, patatine fritte e anche per me un croquet. Tutto rigorosamente senza lattosio ed è la cosa fondamentale. Quindi cominciamo ovviamente a... Solo per te senza lattosio. Solo per me senza lattosio, a te è con lattosio. Vabbè, cominciamo un attimo comunque a mangiare per capire di che si tratta. La prima cosa che vado ad assaggiare è subito questa palla di riso, che poi non ci mai capite se si chiama palla di riso o arancino, cioè pensi che è la stessa cosa. Vabbè, in Sicilia, dove andremo tra poco, signori, con il Napoli Creators per il primo torneo, in Sicilia. Andiamo a spaccare, andiamo a vedere questa palla di riso, eccola qui, con riso ovviamente e piselli. Guaglio mi piace tantissimo, a me ovviamente l'ho macinato, la carne dentro. La cosa che mi piace di più in assoluto, farla senza lattosio è un plus. Molto buona, molto saporita, si sente tanto la carne macinata dentro. Ma com'è buono, voglio. Considerate che non posso mangiare da nessuna parte questo tipo di pietanza, perché no, da nessuna parte. È un po' complicato che te la facciano senza glutine e senza lattosio. Quindi già partiamo bene, è buono proprio. Poi di patatine. Poi ci mettiamo un po' di salsa vicino, perché se no s'annuzzano cane. E poi andiamo ad aprire anche il nostro croquet. Guardate, avete visto l'impanatura come è fatta? Cioè è diversa rispetto alla tua. Guardate qua che impanatura, un po' più doppia questa qua. È più scura pure, è più cotto. Il patano, voglio il patano a euro chilo. Buono, ancora bello caldo, fumante, ma è asciutto. Buono. Comunque come antipasto per 2 persone è bello abbondante. Considerate stanno anche würstel e patatine. Wow, non so buoni questi würstel e patatine. Facciano solito cafone, si faccio. Un po' con le mani, tutto così. Vabbè, ma la ci manca lavare. Ma mi sto consolando. Vorresti mangiare pure io? Non faccio mangiare, ecco. Wow, buono, che ce la fa? Mi fa mangiare pure a me. No. Voglio mangiare
mangiare. Buona proprio sta patata, ragazzi. La patata è sempre buona. Vabbè, poi dipende se la sai cucinare, se la sai cuocere. Per la patata è patata. Poi cosa fondamentale, ragazzi, un po' di Pepsi Zero, che stiamo a dieta comunque. Ha una qualità, la Pepsi e la Coca-Cola. Con la loro freschezza abbattono tutto il calore che avevi in corpo. Mangia tu. Fatto dalla frittatina, è una cosa diversa rispetto alla tua. Ma la frittatina pure è bella, eh. Tanta roba. Ci sa avere subito, cara. Mamma mia, buonissima. La besciamella, la pasta, favolosa, guarda qua. Vediamo come si vede. È scioglievole. Si scioglie in bocca. Già sai. Oh, comunque ragazzi, vi faccio vedere un'altra volta, per 2 persone, comunque è un bello antipasto, bello pieno pieno, ci sta niente. Ma non è fino a qua, anzi è appena iniziato. Vai, prova subito le zeppoline. Andiamo di frittatina. Ah no, andiamo di zeppolina. Buonissima ed è una delle migliori che ho mangiato. Perché? Sì che la fa così, amola. Oh, è proprio rosso, proprio grande. Poi è bella dorata. No, ma poi l'impasto è proprio buono. E nessuno ti propone, questa si vede che è fatta in casa, perché nessuno ti propone una zeppolina così. Sempre minuscole sono le altre, invece questa è buonissima, è morbidissima, non è piena d'olio e si vede che è fatta proprio da loro. Buona proprio. Guarda l'impasto, cioè guarda, sembra che non è fritta. Va bene, nel frattempo non me ne ha capato un coppo una palla di riso perché ovvero io sto spremendo perché la sto guardando da dietro. Mamma mia. Oddio, ci sono? Una frutta proprio, una bella patatina a coppa. Mamma mia, è buonissimo. Sì. Buonissimo. Le patate, c'è anche la provola all'interno, c'è un po' di pepe, la cottura, cioè la frittura è perfetta. Le patate poi si sciolgono in bocca, come dici tu, però veramente si sciolgono in bocca. C'è l'ultima cosa da provare. Questa è una cosa che fanno in modo diverso della montanara è che la fanno schiacciata. È vero. Solitamente è più gonfia, è più a pallina, è tipo così, dai. Buona, una bella questa. Pure la salsa sopra, buona proprio. È proprio una saporita di condimento. Buona molto. Allora la provo anche io, subito proprio. Già quando la metti c'ha di quel sapore della salsa, è buona la salsa. Ma poi la basilicolo ha rilasciato il suo sapore, si sente sopra, il sapore proprio. Come si dice in italiano la basilicolo? Basilico. Il basilico. Ma stai bene. A me veniva. Comunque il basilico ha rilasciato il suo sapore e si sente, l'ha scaricato proprio sopra. Quindi c'è un mix di basilico e di salsa che è buona proprio. Ma poi la frittura, devo dire la verità, pare che non è fritta. È buonissima. Senza troppo olio. Senza troppo olio che disgusta dopo un po'. Quando la frittura, cioè quando le cose fritte escono con troppo olio sopra, significa che non è fatta bene, che non è asciugata bene, perché la frittura ci deve essere, ma non è, cioè non deve essere stracolmo di olio, che significa che non è fatta bene. Ok, sono d'accordo con questa cosa e noi continuiamo a spazzolare via questa prima parte del nostro all you can eat. E via! Ragazzi, ci siamo appena resi conto che in questa frittatina di Roberta c'è la zucchina. Lei così tanto affamata, non se ne era manca accorto. A few moments later. Vabbè signori, credo che possiamo passare avanti, no? C'è una patatina? Vale? Vale l'all you can eat? Vale. No, come va? Non lo so. Allora, vale con la patatina l'all you can eat, ma onestamente. No, te le mangia. Ah, Te le mangia. mangia. No, tu. Vabbè. Bene, adesso può proseguire il nostro all you can eat, prendiamo qualche pizza. Eh sì, ci sta. Ed eccoci qui con la seconda parte di questo nostro all you can eat. Io ho scelto di prendere una pizza tonda con mozzarella senza lattosio, melenzane a funghetto e salsiccia. Penso una delle mie pizze preferite attualmente. Guardate qui la mozzarella, nonostante senza lattosio, come si è sciolta bene, come si è amalgamata con tutto il resto degli ingredienti di questa pizza. Roberta invece ha scelto questo battilocchio fritto. Con ricotta, provola, cicoli, pepe e pomodoro. Comunque ragazzi, dal video vi giuro non rende, ma è veramente grande. Ah, bello. Che bellissimo. Ah, come esce fuori, no? Ragazzi, io questa purtroppo non la posso assaggiare, mi fiderò di Roberta. Ci mancasse pure, bello. Non voglio assaggiare l'impasto. Com'è? Spaziale. Al patene a fuoco. Ingredienti di dentro top. Il pomodoro non è tantissimo, proprio perché a me non piace tantissimo. La quantità è giusta proprio per dare quel tocco in più agli ingredienti che ci sono. No, fa paura. L'impasto come tutto il resto della frittura, perfetto. Non è pesante. Voto proprio alto, cioè un bel 9,5. Ok, credo che sia arrivato anche il mio turno, prima che si fa freddo. Buon appetito.
infatti è buona. Peccato che per fare le foto per la miniatura e per far assaggiare Roberto si è fatto poco freddo. Che secondo me se l'assaggiavo proprio nel momento in cui mi sarà portata è ancora più buono. Ho notato che qui l'impasto è proprio fino. Guardate, proprio impasto fino. È quel tipo di impasto che io preferisco perché non vi rimane sullo stomaco. Cioè non è troppo pesante. Per me è meglio così. Le melanzane sono buone, la salsiccia soprattutto. È un sapore sta salsiccia. Infatti sono riuscito a distinguere comunque i vari sapori con un solo morso, con un solo boccone. È buono. Comunque io stavo valutando una cosa. Adesso magari chiederemo su internet quanto costa di solito una pizza del genere e poi vi dico il mio pensiero. Una pizza di questo tipo con ingredienti specifici può costare dai 7 ai 10 euro. In alcune pizzerie il costo potrebbe anche essere più elevato. Quindi signori, facendoci un piccolissimo calcolo prima di arrivare poi a pagare, qual è il mio discorso? Qui il menù all you can eat a persona è di 10 euro a pranzo. Io con dai 7 ai 10 euro dovrei aver pagato soltanto una pizza. E invece no, io ho mangiato anche tanto antipasto prima, tanta frittura. Ma la cosa bella è che con 10 euro potete anche mangiare 2 pizze. Ovviamente dovete finire tutte quante, compreso il cornicione, come c'è scritto sul menù. E comunque, cioè, conviene. Che voglio, con 10 euro non ti mangi le pizze. Ma in realtà da nessuna parte penso che ti mangi la frittura, quindi l'antipasto con una pizza vicino. Cioè con 10 euro forse ti mangi una pizza, forse però. Che ho preso pure una pizza particolare. Infatti secondo me il segreto sta là. Cioè prendere quanto più particolare la pizza. Cioè se ti piglia la margherita è ovvio, magari ci rientreresti pure da qualche altra parte. E non è detto, secondo me non è detto. Quindi ha senso l'all you can eat e ha senso venire soprattutto a coppia nella pizzeria più economica d'Italia. Sparagnate e magnate, buono. Che poi voglio, io ho fatto l'esempio con la mia pizza che sto per finire, ma possiamo fare anche l'esempio con la pizza fritta, perché guardate qui, allora a Napoli la pizza fritta con ricotta, cipolla e pomodoro, provola e pepe costa in media tra i 5,50 € e 11,50 €. Mettiamo che la paghi 5,50 €, tutto il resto vale 4,50 € quello che mangiate? No, perché comunque l'antipasto è un bell'antipasto, comunque una bella frittura. Se noi non scegliamo di prendere l'antipasto, ma vogliamo una seconda pizza, noi rinviamo pure 2 pizze con 10 euro a persona e là vale ancora di più fare l'all you can eat. Il problema è se poi non ce la fai, perché molto probabilmente voglio un cristiano normale, una persona normale, 2 pizze non ce la può mai fare. Poi vi sfido, fatemi sapere. Già con una pizza intera, bella piena come l'ho presa io, bella condita, e tutto l'antipasto di prima che era bello pesante, ve lo assicuro, già è difficile per una sola persona. Comunque ci sta. Mo finiamo, perché se no che succede? Ma non ci capi la detto prima. Se non finisci tutto, devi pagare singolarmente la pizza quanto sta? 10 euro, paghi 10 euro, più l'antipasto quanto sta? 5 euro, paghi 5 euro, quindi 15 euro, più ovviamente E le bibite. No, dobbiamo finire perché se no chiamo buona. 12 seconds later. Ma io sono esausto, ve lo giuro. Cioè l'all you can eat valutando, cioè, allora vi dico la verità, ho proprio difficoltà nell'aprire la bocca per mangiare, perché veramente è pesante. Io questo voglio me lo faccio abbonare. Cioè ci dico, fa niente, stanno un po' lignane e una salsiccia. Ma niente, se ci dici che no tu metti da borsa, lo fotto proprio. Fa niente, perché non ce la faccio, voglio. Ma mi sento avvoluto. Ma come mi metto io le cose, queste cose con il borsa? Sì. Ma se può. Sta shit con il menù all you can eat, non ti puoi portare la pizza a casa, però non sta shit che andavo a mettere in da borsa. Cioè, volendo, no, voglio. Faccio l'ultimo sforzo, è finito. Per amore di buonissimo, buonissimo tutto. Però una persona normale a mangiare tutto questo da solo non ce la fa. Io non so Roberta dove se lo sia messo tutto questo, ma vi assicuro che stiamo arrivando quasi alla fine di un percorso, vi giuro, siamo distrutti. Non pensavo fosse possibile dire di no al cibo. Magari qua ti offrono anche più cibo rispetto al solito, però diciamo di no. Cioè siamo stati costretti dal nostro corpo, dal nostro fisico, non ce la facciamo più. Ma buono, comunque voglio, è finito, è andato tutto. Amo. Signori, è arrivato il momento della verità. Allora, se siete stati attenti a tutto quello che ha detto sia il ragazzo e sia io nel leggervi il menù, fatemi sapere, prima che vi dico io il conto, a quanto ammonta il danno. Nel frattempo che lo state scrivendo, io comincio ad aprire qui. Ecco qui il conto, ve lo faccio vedere. 27 euro per tutto quello che abbiamo mangiato e abbiamo bevuto. Nella fattispecie, il coperto 0 euro, cioè non abbiamo pagato coperto. Pepsi Maxi 2,50 euro, acqua grande naturale 2 euro. Poi c'è il menù pranzo che è quello di Roberta, 10 euro, e poi c'è il menù senza glutine barra lattosio 12,50 euro perché c'è l'aggiunta del 2,50 euro. Allora ragazzi, per bere e mangiare 27 euro, 2 persone, secondo me è tanta roba. E vi ricordo che voi avete la possibilità di scegliere anche 2 pizze invece della frittura all'inizio. 2 pizze 10 euro condite con tutto quello che volete a coppia, penso che da nessuna parte la trovate. I prodotti sono buoni, la qualità c'è stata, non è una marchetta, perché come state vedendo anche negli altri video che faccio per esempio glutine e tutte cose. Quindi
niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se queste esperienze vi piacciono sul canale, se ne vorreste altre, fatemi sapere proprio qui sotto nei commenti dove mi vorreste vedere, che io vado a provare tutto. Quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video da campioni d'Italia. E waiu!